Una scarica di pugni sotto il sole cocente in pieno giorno. Ecco il video registrato da un testimone oculare della rissa che è avvenuta martedì mattina in pieno centro a Padova, tra via della Pieve e via San Francesco, e che vi avevamo raccontato 2 giorni fa. Ora ecco le immagini di una parte della violenza che si è consumata e che ha visto protagonisti un gruppetto di nordafricani, 3 di loro rimasti feriti. Uno aveva un vistoso taglio allo zigomo ed è finito in ospedale. Un residente della zona ha ripreso la lite mentre stava passeggiando con il cane. Ecco il suo racconto. Già all'andata, quando stavo facendo la via della Pieve, avevo già visto questi due che stavano litigando e urlando per la via. E poi quando stavo tornando verso casa, appunto, ho iniziato appunto a menarsi e cioè, uno tirava anche giù l'altra persona buttandola a terra e tutto. Poi uno voleva anche rispondere tirandogli un tappetino addosso. Il testimone preferisce rimanere anonimo. Tra via della Pieve, via Santa Sofia e via San Francesco nell'ultimo periodo un andirivieni strano è stato più volte segnalato dai residenti alle forze dell'ordine. C'è sempre, ecco, questi stranieri qua che si incontrano proprio in queste viette, o se no come anche in via San Francesco, che è proprio la via di fianco, e niente, girano sempre in bici, o se no appunto si incontrano qua nella via. C'è stata una volta dove uno aveva parcheggiato con la macchina e gli hanno distrutto la macchina. Proprio nella zona ci sono stati episodi di spaccio di stupefacenti e non si esclude che possano essere questi i motivi scatenanti della rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per identificare le persone coinvolte.